Nell'impianto comunale di Rosà domenica 19 giugno è andato in scena il campionato di società di prove multiple categoria cadetti, ovvero degli atleti più completi della regina degli sport. Ad organizzare la manifestazione la FIDAL Veneto in collaborazione con l'Atletica Nevi ed il Comitato Provinciale di Vicenza. Una stupenda giornata di atletica perché quasi 100 atleti che disputano le gare di prove multiple penso sia un record assoluto, non era mai successo negli anni. Credo questo sia anche il frutto di un lavoro già fatto gli anni scorsi con la categoria ragazzi, un lavoro basato sulla multilateralità del lavoro. Noi abbiamo sempre molto piacere a organizzare specialmente quello che riguarda la specialità delle multiple, perché per noi è un'esperienza importante, specialmente a livello giovanile, quindi con i ragazzi e con i cadetti. Poi è una specialità alla quale io tengo in modo particolare perché mi occupo anche a livello nazionale di questa specialità. Per gli assoluti le prove multiple sono per i maschi il decathlon, ovvero 10 gare, e per le femmine l'heptathlon, ovvero 7 gare. A questa età invece le discipline sono 5. La differenza sta nella prima gara, sono gli 80 ostacoli per le femmine e i 100 ostacoli per i maschi. Di seguito poi hanno il lungo, il giavellotto, l'alto e concludono le femmine con la gara dei 600, i maschi con la gara dei 1000 metri. Naturalmente c'è il punteggio tecnico, cioè in ogni gara la prestazione ha un punteggio che va circa dai 500 ai 900 punti, la somma dei 5 punteggi poi dà il risultato finale. C'è un'attenzione molto importante da parte diciamo del settore a convincere i tecnici che è molto più importante non specializzare a livello giovanile, ma invece portare avanti un'esperienza multipla. Cerchiamo di portare avanti tutte le specialità senza fissarci in una in particolare e sì, oggi ho fatto le prove multiple per allenarmi, come allenamento insomma. Noi abbiamo fatto un regolamento per il trofeo regionale ragazzi e anche per il campionato di società ragazzi che porta alla multilateralità, che porta al fatto che i ragazzi provino più discipline sportive e poi nella categoria cadetti hanno molta più facilità nel passare da una specialità all'altra. A trionfare fra le cadette è stata Maria Elena Agostini con un'ottima prova negli ostacoli e nel salto in lungo. Tra i maschi il successo è andato invece a Giacomo Zuccon, che si è imposto con quasi 500 punti di distacco dal secondo classificato Andrea Costa della Nevi. Sono contenta perché negli ostacoli rispetto al vento contro è andata abbastanza bene, nel lungo ho fatto un buon personale, sono molto contenta. Il giavellotto era il mio punto debole e spero sia andato il meglio possibile, il vento anche un po' fatto sì che fosse più difficile, però insomma non è andato male, dai. Sono un poliedrico, mi piace soprattutto come specialità gli ostacoli, ma vado bene anche nell'alto, me la cavo anche diciamo in particolare nei salti, e l'unico forse punto debole possono essere i lanci, il giavellotto, però comunque quest'anno punto a fare il record regionale e magari anche quello italiano, visto che non mi mancano molti punti per raggiungerlo. Ma penso comunque di andare ai campionati italiani sugli ostacoli e non nelle prove multiple.